Iotti, perché per tutti noi era Iotti, lavorava con noi nel servizio di assistenza ai passeggeri che scendevano dalle navi a crociera e accompagnava i passeggeri e i lancioni che poi li portavano nelle escursioni a Venezia. Ha lavorato con noi per un paio di stagioni e ci la ricordiamo come una ragazza brillante, solare, che sapeva fare molto bene il suo lavoro, lo faceva con dedizione e siamo tutti rimasti molto sconci dalla notizia questa mattina. Solare e sempre allegra. Così la ricorda Antonio Velleca a nome dei colleghi portabagagli del porto con cui Otica Piaser aveva lavorato per alcune stagioni. So che si dice spesso di una persona che non c'è più, continua Velleca, però lei era davvero così. Di origine indiana, figlia del noto dentista Fabio Piaser, nel cui studio, oggi chiuso per lutto, lavorava come segretaria da un po' di tempo, Iotica, 29 anni compiuti il 2 settembre scorso, viveva a Chirignago. Domenica aveva trascorso la serata in un locale di San Donà, ma a casa non è mai rientrata. Iotica si è diplomata al liceo Stefanini di Mestre e poi ha conseguito la laurea in scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani. Da poco aveva trovato l'amore di Marco, un ragazzo di Mestre con cui sembrava essere davvero felice, come testimoniano le numerose fotografie che entrambi postavano nei loro profili social. Aveva smesso di lavorare al porto dopo l'acqua alta del 2019 e la crisi della crocieristica, ma la sua speranza era quella di poter ritornare. Dal 2019 che non lavorava più con noi, però ricordo partecipava ai nostri eventi, alle nostre manifestazioni per la tutela e la difesa dell'attività crocieristica, mi ricordo che era sempre presente e che insomma ci teneva e sperava di poter riprendere in presto l'attività. Nel suo ultimo messaggio WhatsApp, ricorda ancora Belleca, ci scambiavamo proprio un articolo in cui si parlava del settore. Tanti messaggi sui social per Iotica, anche dal mondo politico locale. Iotica, sei un angelo, proteggi la tua mamma da lassù, ha scritto qualcuno. Non possiamo che unirci al cordoglio per la famiglia e a unirci in questo dolore straziante, perché era un fiore di ragazza e in questi momenti qua non ci sono parole.